Continua la festa qui nello studio 1 di Roma. Vediamo che cosa succede ora. Oh, America! Madonna, che... Lo tieni tu? No, vabbè, lo tengo io. Mi ricorda sempre un paese magico, notti di luna piena e spiagge candide, palme che con le stelle fanno a rincorrersi, vento che t'accarezza la pelle umida, mentre dal mare viene una dolce musica. Io penso a te, cerco te, sogno te, sogno te. America, 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 senza te, America, America, che farei? America, America, penso a te, America, America, cerco te, America, America, sogno te, America, America, sogno te. Come un amore bello e irraggiungibile, come un abbraccio stretto che ti dà un brivido, correre lungo strade interminabili, vedermi tutta senza mai conoscermi, prendere riascoltando la tua musica, ridere ripensando alla tua favola, favola che per me resta sempre l'unica, sognare ad occhi aperti di ritornare con te. Io, America, America, penso a te, America, America, cerco te, America, America, sogno te, America, America, sogno te. America,
mese, ma sono un poco fuori fase. Se non mi sfogo con qualcuno, un giorno o l'altro scoglierò. Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io lo pensavo tutto il giorno intero, senza tradirlo neppure col pensiero. Ma un pomeriggio dalla mia finestra lo vidi insieme ad un ragazzo biondo. Chissà chi era, forse un vagabondo, ma da quel giorno non l'ho visto proprio più. Luca, cosa ti è successo? Luca, con chi sei adesso? Luca, non si saprà mai. Credevo di essere attraente, così mi ha detto tanta gente. O lui non ha capito niente, o c'è qualcosa che non va. Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io lo pensavo